Quando lo fai? Perché buon pomeriggio a tutto spettacolo di spettacolo, vedi che la mix stai riducendo per fare un petticetto di pasta. Dico solo grazie a tutti i commenti belli di ieri, a parte qualcuno molto sgradevole che sicuramente sarà qualche pizzaiolo del basso regime proprio, papà, pizzaiolo scarso. Perché dico questo, ragazzi? Perché io i video che faccio li faccio con passione, con amore, non sono un pizzaiolo, nemmeno un cuoco o uno chef. Completamente no. Sono sempre un fruttivendolo che bene di pezzi in culo che caruscia a millilitri. A che ti millilitri quando buscava millilitri. Perciò non è che io mi faccio i frecce, vippe e cose. Non ci sono questi prezzi qua. Sono una persona che so stare con i piedi per terra. A petti chiso, ragazzi, oggi faremo una spaghettata alla pane cunzato dedicata alle malalingue. Tutti i malalingue da ieri della pizza che fece, che fece una pizza che era uno spettacolo di spettacolo. A parte questo, ragazzi, una volta sapete so come è successo, tanto per farvi ridere e per stare un pochettino in compagnia. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti: sgombro, acciughe, cipolla rossa, datterino e olive bianche, e faremo la spaghettata alla pane cunzato. Una volta, ragazzi, un ragazzo dice, sai, dice, ha aperto una pizzeria, dice, non è giusto né fare il nome né dire dove l'ho comprato, perché con le attività non si scherza, è giusto? Ognuno si guadagna il proprio pane ed è giusto così. Quando giustamente non c'è qualche cosa che non va, allora questa cosa non mi è piaciuta, uno può rivolgersi direttamente all'interessato. Però sapete che mi è successo, ragazzi? Io vado in questa pizzeria, ho avuto in questa pizzeria, o pizzaiolo ma da credere, mi dice, me la confusione. Che è successo? Non ti preoccupare, ma dove? Mia moglie si scandava che si girava la fotocamera. Perciò vi stavo dicendo, ragazzi, un pizzaiolo mi diceva della confusione, perché vi dico, io sono improvvisato pizzaiolo, ma non sono pizzaiolo, ma mi diverto con voi. Però ci sono quelli che fanno i pizzaioli e già sono improvvisati tutta la vita, perché non impareranno mai a fare una pizza. Io su garantisco un spettacolo di rispetto. Cioè, dopo una pizzeria mi viene una confusione. Se è nata da faccio una pizza o spettacolo di spettacolo, e fammi questa pizza. Ragazzi, credetemi quanto mi gusta questa pizza. Adesso vi farò ridere. Piglio questa pizza familiare per 6 persone, la metto in macchina e già scolo tutta la macchina, credete. Il domani autolavaggio, 60 euro per lavare la pezzeria della macchina. Finito. Tutta la nottata mi per 600 litri d'acqua. Mezza buinia perché è buonato per pigliare la tu ci potrai capire. E una cosa. L'indomani mi vende pure la pisciarella, perché tutta d'acqua che mi pippa con la pizza. Mi vende pure la pisciarella. Dico, ragazzi, tenete conto, quando fate le pizze a cettone, dico, perché ci sono tanti pizzaioli bravi, anzi, colgo l'occasione di salutare a Lorenzo Aiello, attore d'Alessandro, grande amico mio d'infanzia, e altri pizzaioli che sono bravissimi. Dico, poi mi ha visto questo pizzaiolo e mi ha detto, che Ciro, com'era questa pizza? Se la facessi hai dimenticato una cosa, ci disguidassi, se ti disguidassi a metterci i pannolini fra pizza e che tu ci a mettere i pannolini sotto, perché ci si perché portava la macchina non lavaggio, tutta la notte da pippa, perché buonato e cose, perciò io mi improvviso a fare questo, quasi quel canone può fare per mestiere non si insegna mai. Andiamo avanti, quello dove fare? Spaghettata per le malalingue alla pane cunzato. Vai! Un spettacolo! Quando lo fai? Un po' di fai fare scienza in una padella, aggiungiamo un reattore e andiamo a sciogliere 3 acciughe. Come vi dico, sono senza mascherine e senza guanti, perché quello che cucino è per me, per mia moglie e per mia figlia, come la pizza di ieri sera. Dico 1, 2, 3 acciughe. Andiamo a fare un po' di datterino, ragazzi. Spaghettata alla pane cunzato, stai facendo in senato un piatto nuovo. Sì. Sì. Perciò, ragazzi, io come ripeto, io mi diverto facendo dei video amatoriali per voi, nella massima serietà e nel migliore dei modi. E come dico sempre, sono uno che
prendere la cavietta, come diciamo noi in Sicilia. La cavetta significa che ho fatto l'operaio, ho fatto il muratore, ho fatto tanti mestieri. L'unica cosa che non ho fatto mai è il pizzaiolo o uscire, non l'hai fatto mai. La cucina mia è per passione. Allora, quasi che avete sentito tutto il professore e poi ci volevo dopo con l'acqua la notte, perché state attenti. Un spettacolo di spettacolo. E allora ragazzi, andiamo a sciogliere le due acciughe. Andiamo a mettere un po' di cipolla rossa. La facciamo come se dovremmo condire il pane consato che mangia tanta gente da me. Andiamo a sciogliere le acciughe e un po' di cipolla, ragazzi, e 2 piatti di pasta, 2 piatti di spaghetti. Tutto tradizionale, tutto semplice. Come vedete vi faccio vedere tutti i condimenti che mettiamo all'interno. Le mie dirette sono sempre un po' di datterino, facile, quando lo fa. Adesso andiamo ad aggiungere un po' di brodo di cottura della pasta, lo spaghetto trafilato a bronzo, spaghettato alla pane consato live. Ok, andiamo a mettere un po' di pepe, sale no perché ci sono le acciughe. Andiamo a mettere un po' di brodo di cottura. Un po' di brodo di cottura, la facciamo cucinare un paio di minuti. Tempo che appassisce il pomodoro. Guardate, che c'è. Provate per credere. Acciuga, olio d'oliva, un po' di cipolla rossa e pomodoro datterino. Un spettacolo. Come dico sempre ragazzi, fatene tesoro di queste dirette e di queste ricette, più che altro che è un cibo povero, però sempre ben saporito. Olive bianche, se volete a piacere potete mettere anche le olive nere tranquillamente ragazzi, non c'è problema, siamo quasi in 1000. Io metto quella bianca perché nel pane condito che faccio io metto le olive bianche. Tutto qua. Andiamo a mettere un po' di... questi sono filetti di sgombro in olio d'oliva. Andiamo a mettere un po' di olio nello sgombro. Facciamo cuocere un altro paio di minutini e poi andiamo a mettere lo sgombro direttamente intero qua. Ragazzi, semplice, facile e veloce, assaggiamola come di sale. Che spettacolo. Un altro pochettino di brodo. Gli spaghetti sono quasi cotti. Ok, vedete ragazzi. Questa non è una cucina ragazzi di un ristorante, è un piccolo piano da lavoro che ho io, un piano di lavoro, un hobby dove cucino per me, intendiamoci. Tutto quello che faccio se senza mascherina è perché lo mangio io. E poi senza mascherina, la mascherina non riuscite a sentire. Comunque ragazzi, un spettacolo di spettacolo. Dedicato a tutte le malelingue, ricordiamo che ieri una persona, sai cosa mi disse? Dice Ciro, dice più follower c'hai, più nemici hai. Allora normalmente è così.
c'è chi commenta buono e c'è chi commenta male, però l'importante è che sta succedendo su patiente, questa è una cosa importante. Ti Non dicono avere invidia da nessuno, gelosia e cattiveria, perché poi nella vita, nel proseguimento della vita, poi il Signore ti può fare un conto, quando meno non te lo aspetti, perciò cerchiamo di finirla con certe cose che non hanno nessun senso. Vedete che brutto periodo che per anni che combattiamo con questo Covid e ancora non abbiamo capito niente su cosa sta succedendo. E comunque però ragazzi, si va avanti. Lo spaghetto è quasi pronto, andiamo a fare la spaghettata live alla pane cunzato. Come pappolia, come ci mettono a Napoli, pappolia. Andiamo a mettere i nostri filetti di sgombro adesso. Allora ragazzi, è spettacolo di scudo. Ok. il signor Marco di Lecce ti dice dove ti metti i suoni. Ma questo lo sappiamo tutti. Purtroppo ragazzi nella vita non possiamo piacere a tutti, giusto? Purtroppo la vita è tutta simpatia e antipatia. E lo ringraziamo, anzi ringraziamo tutti i miei follower ragazzi, e chi mi manda dei bei commenti e che mi segue sempre alla grande su ogni cosa che faccio. Che ripeto a dire, quello che faccio è per me, è per giusto sponsorizzare un po' delle tradizioni siciliane che ormai se non li faccio vedere io vanno sempre a scomparire. Allora il potenziale della pagina Facebook che abbiamo oggi ci possiamo permettere di far vedere qualcosa di siciliano, di bello, che già sta scomparendo. Ok? Questa è la mia intenzione. E allora, spaghettata alla pane cunzato, ragazzi. Adesso andiamo a mettere lo spaghetto. Guarda che bello, ragazzi. Ringrazio a tutti per l'Excel. Siamo più di 1000 in diretta live. E andiamo a mettere lo spaghetto. Spaghetto trafelato a bronzo, 70% di cottura, ma non lo fa. Guarda che bello, ma non lo fa. Guarda che spettacolo. Andiamo a farla, a farci scaricare un po' di amido e andiamo a mettere anche un po' di origano. Come il Chi non lo pane. fa l'ho usato e ci metto anche l'origano. Vedete ragazzi? Tanto alla fine è sempre pasta, sia il pane che la pasta. Spettacolo. La crema. La crema vi ci mandato a fare. La crema, un spettacolo. Faccio un minutino ragazzi. Come vedete ho messo tutto fresco davanti a voi. Qui dai caso un cuoco, però ma la spadella. Aspetta, la lei cerca, ma dove? Dai che bella, dai che crema. Dai che spettacolo, dai. Tutto live. Faccio un'asciugatina in questo piatto e facciamo un bel impiattamento su spaghetto alla pane cruzato che è una crema, la Leisec. Tutto fatto live in diretta. Va bene ragazzi, è il profumo che si incanta
il profumo che si incanta. Guarda che pezzi di scolmo che ci sono, quando te fa spettacolo di spettacolo, va! Con la gran. Spegniamo. È un mesto. Guarda che cerca, quando te fa. Dai crema, dai. Dai crema, quando te fa. Lo spettacolo. Spaghettato alla pane con salato è nata. Oggi dice com'è che non mi sbizzarrisco. Un spettacolo fece però. Sempre, come sempre, vai. Oggi anche piatto spettacolo, dai che c'è il cane. Quando fa uno spettacolo, dalla che cerca. E quando finisco sempre io aggiungo sempre un pochino di favorescenza, con un po' mancare mai. Vedete ragazzi, con poco, spaghettata alla pane con salato. Quando lo fai? Dedicato alle lingue per la pizza di ieri sera. Dammi uno spettacolo di spettacolo, poi lo sogno pizzare. Piacere di Gasperimento e bagheria, un spettacolo di spettacolo.